Bianco, giallo, arancione, rosso. Il governo al tavolo della politica prepara i colori del prossimo DPCM. Dal 16 gennaio è molto probabile che cambino le regole per determinare gli indici di rischio. Si abbasserà la soglia dell'RT. Ad oggi il Veneto è sotto l'1,25 con cui si finirà in zona rossa ed è pure leggermente sotto l'1 con cui si andrebbe in zona arancione. Dal summit di oggi tra governo e regioni emerge l'ipotesi di una stretta antimovida col divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 6 di sera. Visite a parenti e amici saranno concesse al massimo a 2 persone, mentre si va verso lo stop agli spostamenti anche tra regioni gialle e alla probabile istituzione di una zona bianca. È fondamentale il tema dei ristori, cioè pensare di chiudere le attività come sta avvenendo in queste ore deve prevedere comunque un ristoro adeguato per queste attività, perché altrimenti il sistema economico non reggerà una volta che torneremo anche alla normalità. Infine è molto probabile l'introduzione di un nuovo parametro dell'incidenza di positività. Sopra i 250 casi per 100.000 abitanti scatterebbe la zona rossa. Un criterio molto stringente perché significa che basta che i nuovi casi positivi a una o a 2 settimane siano lo 0,25% della popolazione totale per attivare il lockdown. In questo caso, la Regione Veneto, nonostante il calo costante delle terapie intensive, rischia seriamente la zona rossa. Parlo di Vicenza città, ci sono poco meno di 1000 casi su 111.000 abitanti, quindi una percentuale ridotta. Però sono quelli, i criteri stabiliti dalla Commissione Sanitaria Nazionale che sta gestendo un po' tutta la situazione per tutte le regioni e quindi ci stiamo adeguando a quello che ci viene detto dal governo centrale. Da questo punto di vista credo che vada approfondita bene prima di passare ad adottare dei provvedimenti, delle misure restrittive che potrebbero creare anche danni irreparabili non solo dal punto di vista sanitario, ma c'è anche il dato appunto economico finanziario.